Il costo del servizio di igiene ambientale è superiore a quanto il comune può permettersi. La città di Porto Empedocle è nuovamente sommersa dai rifiuti dopo 5 giorni di sciopero. Non paga le ditte, ma del resto non può permetterselo. E le ditte come potrebbero pagare i lavoratori? Il risultato dell'astensione dei netturbini dal lavoro sono mesi e mesi di arretrati e nessuna rassicurazione sul futuro. La commissione d'inchiesta, specificatamente creata al Consiglio Comunale della città marinara, ha accertato come il sistema sia in un equilibrio sempre estremamente instabile. Insomma, nelle casse comunali non entrano abbastanza soldi dalla Tari per pagare il costo del porta a porta. C'è da chiedersi chi paga e chi non paga la Tari. E mentre gli operatori ecologici incrociano le braccia, ai cittadini empedoclini si drizzano i capelli, esce il fumo dalle orecchie e dalle tastiere esplodono commenti esasperati che riempiono bacheche e gruppi Facebook. A nulla sono valsi gli appelli alla collaborazione da parte dell'amministrazione comunale, così come la stessa ordinanza che il comune ha rivolto alle ditte, con la quale si chiedeva la ripresa immediata del servizio. La risposta del raggruppamento Real Marina sarebbe stata chiara: non possiamo costringere i lavoratori a tornare al lavoro. Così come i cittadini non hanno accolto l'invito del sindaco da Carmina a tenere la spazzatura ognuno a casa propria. Il comune ha chiesto un intervento anche alla prefettura, si dice pronto ad adottare soluzioni alternative come l'individuazione di una ditta che agisca in sostituzione per la rimozione dei rifiuti dalle strade.